Non scetti casus a tizu e pagarazau, certo punti bonus, savorius e connotus in tutto il mondo, ma qualunque cosa di prusu sostanzioso che riguarda la cultura nostra. A più che già è stato tradotto in italiano e poi no, poi adesso traduce mancai altre lingue strange pure, no? Deus è a metà, è leggendido, mi piace meda. Non c'è nulla da invidiare ai altri romanzi strangi che sono stati tradotti e leggi in tutto il mondo. Dunque, da gatto una cosa, da gatto meta importanti. E poi no, poi adesso, come tinai, una prospettiva pure di lavoro e dunque un invito ai giovani de laureados e no, de oi, ma che de grasi pure, no? A si impegnare a conoscere la propria lingua, poi adesso un'opportunità di lavoro. Poi vai per tradurre un libro nasce sardo, scritto un sardo ed è un sardo, tocca da conoscere non scetti lingue dei altri, ma sa nostra pure. E dunque, questa da gatto una cosa meta importante, una gatta in pruso, ripeto, voi giovani di oggi e dei grasi, che possono avere la possibilità di, quando a laurea in mouse, già hai detto, oppure che no, però una possibilità di impruso di fare qualunque cosa diversa da questa che è su camerieri e su giardinieri che andano bene a su proprio, sarebbe da fare con su puro, certo. E dunque questa domanda arriva da noi. Come ti si narra sempre in italiano, qualcuno in italiano, la domanda sorge spontanea, si narra da... Io lo domandai, dammi da se vostra mera volta questa domanda e magari la faccio pure voi altri che vanno in noi anta cercare di desionare una risposta, no, io mi dici anta sì. Dunque se mi ha da piace attendi su sentito di voi stessi, idea di voi stessi, più che in mezzo di questa questione della lingua. Questa domanda è questa, canto su sardu poi da aiutare l'economia nostra, o commenti la lingua poi da aiutare un'economia, l'economia nostra in questo caso. Assumanco poter un'idea in pruso, ancora de pruso, posa arriccai, può fare in modo che i giovani non si indiano, insomma, che abbiano una prospettiva in pruso, può parlare in noi. Ai ciburus politicus hanno cercato di si muovere, di si interessare, no? Perché voi a Savini, vedi, si sbuidano, tutti si indiano, e non si parla pruso, che si vota. E così vai. Grazie. In nazioni che ne stato, che a Sardina, penso a Euskadi, spesso Basco, a Catalogna, l'economia espressa a Salimba. Uno pensa a pronarrere che ma sono datos o cifras vezzas de qualche anno. Se uno pensa a pronarrere che in Barcellona batta una televisione in catalano, naturalmente, e noi lavorano 1.400 a suo tempo, 1.400 persone, che sono 1.400 intellettuali che hanno la possibilità di svalanzare, non pensi sul cocone, non pensi sul pane, va vedendo e studiando su catalano, avendo informazione in catalano,
si pensavano que todas as carreiras vinzas in sos ascensores, as etichetas sono in catalano, questo che renare chi batta gente che produiti etichetas per sos ascensores, chi produiti cartellos per sos camminos, chi batta giornales, e dunque batta gente che vi traballa e anche te economia, si va lanciate stipendio, ponete a traballare sos edicolantes, si creata questo che si narra un circolo virtuoso di economia che è fondata sopra la lingua. Se noi l'abbiamo compreso, se la politica essere compresa questa cosa, è giusto, l'economia sarda, certo, non è che si può campare tutto a kende linguistas o portando libros, ma sono settori dell'economia che si sviluppano anche in Salimba. Malta, che è un stato che è per un anno di Sardara, insomma, non è che si attacca in mezzo per un anno, no? Ma tu scritto mille abitanti. Ha la possibilità in Unione Europea di tenere viso suos, viso de maltesos, che anche ne sos interpretes, de su malteso, a su inglese, a su tedesco, a su francese, a su cinese, a su arabo. È tutta economia che gira in giro di essa lingua, no? Si interprete, va vedata, imprea lingua. E uno sardo, no, non lo può attaccare. Vedo mio chi studia lingua, che è sardo parlante, che è già laureato in una tesi su presso sardo, questo traballo non lo può attaccare. Proite. E che non batta la coscienza di pedire a Europa si stato di lingua ufficiale di Sosardo. Non tutto vizor nostros hanno poter essere sos interpretes, sos traduttori, ma è sta economia. Però anche questo perché si desapire di retenere una coscienza manna e da investire. In Sardegna la politica, e sto vedendo la politica proprio in un sentito meda generale, né di destra, né di manca, né di suso, né di osso, né di centro, né di raio saluttoso, è atta investiu dinare sopra de fabbricas, subiado de Cicito Masala l'inaraiata le fabbriche bugiarde, sopra de fabbricas che sono mortas, lasciando territorios devastados, disoccupados e desispero in sa gente che non resiste a si riconvertere. Tutto questo intrizzo di cose nasce dessa coscienza, cioè o dessa mancanza di coscienza che la politica, però la politica, i sindicati, i imprenditori, i intellettuali, non attento a coscienza che noi teniamo una miniera in mano, che è una mina fatta di lingua, di cultura, di archeologia. Mi contagliata un'amica americana, noi da America moghimus a un'isoletta greca, abbiamo un viaggio lungo a un'isoletta greca, proviere